Benvenute e benvenuti al nostro ciclo di webinar Così diversi, così uguali. Oggi è il turno della professoressa Cinzia Battistella che ci parlerà di modelli ed esperienze di innovazione sociale nelle imprese, il ruolo della diversità. Voglio dire solo due parole della professoressa Battistella. Innanzitutto è professoressa associata di Ingegneria Economico-Gestionale presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura del nostro Ateneo. Ha lavorato all'area Science Park, ha lavorato nella Libera Università di Bolzano, insegna Innovation Management and Project and Process Management nella nostra università, si occupa di dell'innovazione, si occupa di strategie, di modelli di business, di ecosistemi di business e fa parte di molti gruppi di ricerca nazionale e internazionale. Inoltre, non dobbiamo dimenticarlo, è componente del presidio di qualità del nostro Ateneo, quindi oltre a svolgere la sua attività di ricerca e di didattica, anche lei sul groppone si porta dei carichi importanti, quindi con adempimenti istituzionali piuttosto impegnativi, quindi come tanti di noi ci portiamo appunto anche dei fardelli ulteriori. Allora, dopo questa breve presentazione, io lascio la parola alla professoressa Battistella, ci rivediamo alla fine per le domande. Grazie, prego Cinzia. Allora, grazie mille per la presentazione, grazie per l'invito a te e al Cook. Allora, io condivido intanto, ho preparato delle slide, condivido intanto qui nel mio desktop. Allora, qual è la tesi che vorrei sostenere oggi? È quella che la diversità inquadrata all'interno delle strategie di corporate social responsibility e di innovazione sociale delle imprese è sempre più un elemento distintivo delle imprese. Cosa significa? È un elemento che non deve essere più visto come un costo per le imprese, ma un elemento su cui le imprese, soprattutto le imprese del futuro, baseranno la loro strategia di differenziazione. Per fare un parallelo su questo ragionamento, similmente si è comportata la qualità. La qualità, infatti, veniva vista come un costo, quindi una cosa da fare, ma senza un impatto economico positivo. Con la rivoluzione della qualità poi negli anni 70-80 la qualità è diventata invece un elemento di differenziazione per la proposta di prodotto o servizio al cliente, quindi un aspetto su cui poi si ha un effetto diretto sul profitto dell'impresa, in quanto i clienti sono disposti a pagare di più perché appunto il prodotto è un prodotto di qualità. Quindi recentemente si sta verificando una cosa simile per quanto riguarda la diversità e per l'innovazione sociale in genere, e quindi la diversità appunto non sta diventando non più solo una cosa da fare, ma un elemento che ha un impatto anche positivo sulle performance di tipo economico-finanziarie delle imprese. Quindi per articolare questa tesi partiamo un po' da lontano e partiamo dall'inizio del secolo scorso, dalle parole di Henry Ford. Da Henry Ford deriva la parola Fordismo e quindi di fatto tutta poi quello che noi adesso chiamiamo capitalismo. Ma in realtà Henry Ford era un imprenditore abbastanza illuminato. Ecco quello che ci dice. La mia ambizione è assumere ancora più uomini per diffondere i benefici di questo sistema industriale al maggior numero possibile di persone e aiutarle a costruire le loro vite e le loro case,
Per far questo vuole reinvestire la maggior parte dei nostri profitti nell'azienda. Peccato che in realtà all'epoca di fatto diciamo, il contesto non era ancora pronto per questo tipo di idee e quindi appunto Ford propone questa riduzione della distribuzione degli utili per da una parte diminuire il prezzo delle automobili e quindi renderle più accessibili a tutte le persone e dall'altro per assumere più dipendenti e pagarli meglio. In realtà altri azionisti citano Ford in giudizio e la Corte Suprema dà torto a Ford e di fatto dicendo che l'impresa è organizzata ed è finalizzata in primis al profitto degli azionisti. E quindi di fatto il manager non può scegliere se distribuire o no gli utili, ma può solo scegliere come fare business per riuscire a ottenere dei profitti. In realtà su questa visione poi si muove di fatto tutto il capitalismo e abbiamo anche dei Nobel per l'economia, Friedman, che sostiene sostanzialmente la stessa cosa, ovvero che l'impresa nasce per fare profitti e che di fatto non si deve interessare dei problemi sociali e può interessarsi solo dei problemi sociali come di fatto beneficenza. Quindi già con il pagamento delle tasse l'impresa contribuisce a fornire allo Stato i mezzi per provvedere al bene comune. In realtà, appunto, come vi anticipavo all'inizio, abbiamo dei passi di cambiamento, diciamo, rispetto a queste idee. E un primo passo di cambiamento avviene alla fine del secolo scorso con l'idea di triple bottom line, che è di fatto l'idea che la finalità del business non ha solo una finalità economica, che è una delle tre bottom line, ma ha altre due finalità molto rilevanti, che sono una sostenibilità dal punto di vista ambientale e una sostenibilità dal punto di vista sociale. Quindi il senso dell'impresa è quella di riuscire sì a avere diciamo un effetto dal punto di vista strettamente economico, ma anche di avere un effetto dal punto di vista ambientale e sociale. Successivamente attorno a questa linea nasce anche il concetto di valore condiviso, ovvero che le imprese debbano creare valore, cioè appunto benefici, non solo per se stesse, ma per tutti gli stakeholder. Gli stakeholder sono i portatori di interesse e quindi dei benefici per i propri dipendenti, per i propri clienti fornitori e per la società in genere. Il valore condiviso è poi di fatto rientra sempre nell'idea di triple bottom line e quindi ha una forma di valore economico, una forma di valore ambientale e una forma di valore sociale. Quindi si concentra sulle idee di parità, diversità, benessere, salute e sicurezza. E quindi diciamo il mio intervento di oggi si concentra poi adesso sull'innovazione sociale e il diversity management, quindi la gestione della diversità, e appunto cerco di sostenere come questo sia un valore sociale ma anche equo, ovvero che ha un effetto sul sociale e anche
un effetto dal punto di vista economico. Quindi fare università ha un impatto positivo sul business dell'impresa. Quindi di fatto l'innovazione sociale è proprio questo processo di cambiamento orientato al valore condiviso e basato appunto su strategie di idee che, come detto, soddisfano lo sviluppo economico e lo sviluppo sociale di una determinata comunità di riferimento. Quindi non solo diciamo sui dipendenti, ma su tutti gli stakeholder. L'innovazione sociale poi appunto non si attua solo su diciamo la diversità, ma su anche altre dimensioni, quindi nella dimensione dei dipendenti con il diritto del lavoro, il welfare e la partecipazione allo sviluppo delle risorse, appunto sul tema dell'equità, sul tema della filantropia e dello sviluppo locale, sul tema della salute e della sicurezza e sul tema delle responsabilità sul prodotto e processo. In particolare, appunto, andando sulla gestione della diversità, che cosa possiamo rilevare nelle imprese? Possiamo rilevare di fatto diversi strumenti che vanno a cercare di ottenere determinati benefici appunto in termini di gestione della diversità. Questi benefici di fatto sono 6. Che cosa fanno le imprese? Cercano innanzitutto di lavorare a livello culturale, ovvero creare un clima in cui di fatto non vi è l'idea che per una certa ragione legata alla diversità io sono performante, nel senso io come individuo non sono più performante perché sono donna piuttosto che sono di origine italiana, eccetera, ma diciamo vi sono altre dimensioni che mi rendono più o meno performante come singolo. Su questo di fatto gli strumenti utilizzati all'interno dell'impresa sono legati a degli strumenti di assunzione e promozione, degli strumenti legati alle ricompense e degli strumenti di formazione. Seconda dimensione, il pluralismo. Il pluralismo ha l'obiettivo di fatto di creare un processo di socializzazione a doppio senso. Cosa significa? Che abbiamo rilevato che all'interno delle imprese, se vogliamo agire sulla diversità di genere, non dobbiamo solo coinvolgere le donne, quindi i destinatari principali delle problematiche di genere, ma anche l'altra parte del gruppo, in questo caso gli uomini, così come nella diversità culturale non dobbiamo solo coinvolgere la minoranza, ma anche la maggioranza. Quindi è necessario creare appunto questo processo a doppio senso, cioè dalle donne agli uomini e viceversa. E poi assicurare l'influenza delle prospettive di diversità, qua è prettamente sulla diversità culturale, delle minoranze su norme e valori chiave dell'organizzazione. Anche qui vi sono varie possibili strumenti legati a molto alla formazione, molto alla presenza di diversità all'interno dei comitati chiave. Vedremo come
vi è un importante effetto della diversità se soprattutto nei team, diciamo, manageriali, nei team executive, trattazione esplicita del tema della diversità nella dichiarazione della mission, cioè l'impresa deve comunicarsi anche sia internamente ai propri dipendenti, sia esternamente alla comunità di riferimento come un'azienda che è interessata al tema e che fa qualcosa, insomma, sul tema. Anche la creazione di flessibilità nelle norme per appunto tenere conto appunto della diversità. Terza dimensione, l'integrazione strutturale, quindi diciamo nelle politiche di promozione rendere avere l'obiettivo che non vi sia correlazione tra l'identità, quindi l'elemento di diversità e lo status di lavoro, e anche qui di nuovo gli strumenti sono la presenza di persone diverse all'interno dei comitati di chiave, di nuovo la formazione e dei programmi specifici per lo sviluppo di carriera. Quarta dimensione, l'integrazione anche in reti informali. Il problema nelle imprese è che noi abbiamo una rete formale, ovvero una struttura gerarchica data proprio dai ruoli, il CEO, i capi funzione, eccetera, eccetera, ma in realtà all'interno dell'impresa esistono anche reti informali, ovvero reti dettate per esempio dalle amicizie, piuttosto che reti dettate dal fatto che io penso che una persona sia esperta, nel senso che se penso che il mio capo non sia esperto in una specifica tematica, non andrò da lui a chiedere le informazioni, ma andrò dal collega più appunto che valuto più esperto. Quindi non vi sono solo delle reti formali, ma anche delle reti informali all'interno dell'impresa, e quindi noi anche nella gestione della diversità non dobbiamo dimenticare che non vi è solo appunto un problema legato alla gerarchia, ma vi è anche un'azione da fare sulla diversità all'interno di queste reti, e quindi l'obiettivo è quello di eliminare le barriere all'ingresso e alla partecipazione di alcuni gruppi appunto informali che si creano, che di fatto si creano dal basso, e quindi gli strumenti in questo caso sono programmi di mentoring in cui magari un membro già interno all'azienda che è simile come diversità appunto fa da mentor a un altro membro nuovo, e tutti gli eventi più informali come appunto eventi sociali sponsorizzati dall'azienda. Quinta dimensione, l'eliminazione del pregiudizio, e quindi qua vanno tutti gli strumenti legati al diciamo percepire qual è l'umor all'interno dell'azienda, quindi vi sono proprio degli strumenti che possono misurare dal punto di vista individuale se io sono appunto orientata alla diversità o meno, quindi questi sono i culture audit o il survey, per l'eliminazione del pregiudizio anche il sistema di rewarding di incentivi è fondamentale. Sesta dimensione per appunto questo cambiamento verso l'inclusione è invece uno strumento di gestione, una dimensione di gestione dei conflitti, e quindi l'obiettivo è proprio minimizzare i conflitti dovuti all'identità di gruppo e promuovere appunto la comprensione reciproca tra gruppi. Gli strumenti qua sono di nuovo la formazione, ma di fatto una formazione verso la negoziazione e verso
le tecniche di risoluzione dei conflitti. In particolare, se dobbiamo andare a vedere nello specifico la diversità dal punto di vista di gender all'interno delle imprese, di fatto per aumentare la presenza femminile le imprese agiscono su di fatto tre livelli. Quello, come vi dicevo prima, di potenziamento della donna, quindi attraverso appunto attività di formazione, attività di mentoring, attività di networking formale e informale e lo sviluppo di questi soft skills, dove appunto le soft skills sono legate alla negoziazione, alla comunicazione, eccetera, ma anche appunto il livello relativo agli uomini e quindi formare anche loro all'inclusività e comunicare il business case significa comunicare dove noi come azienda vogliamo andare e il perché. E infine le politiche legate alle risorse umane e la misurazione dei risultati. Vi faccio solo un esempio di un'impresa e come diciamo nello specifico, proprio con esempi pratici, viene gestita la diversità. Di fatto vi sono delle iniziative legate alle pari opportunità, quindi i permessi mamma e papà, dei prestiti, delle giornate come il Children's Day, in cui di fatto vi sono queste meeting informali insieme a delle famiglie con i bambini, il nido aziendale, dei soggiorni estivi, anche qui per sviluppare appunto i network informali, ma anche delle attività legate al time saving, quindi legate a per esempio il disbrigo pratiche, soprattutto in aree appunto legate alla gestione familiare, o anche le aree benessere. E infine, come vi dicevo prima, molto importante tutta la parte di comunicazione. Quindi per un po' andare alla tesi, diciamo ritornare alla tesi di cui vi dicevo prima, vedete in questo grafico come la performance economico-finanziaria, vedete in questo grafico la performance economico-finanziaria della diversità in azienda. In questo caso vedete la linea blu che è il fatto che non vi sono delle donne nei livelli alti dell'impresa, e la linea grigia rappresenta il fatto che vi è almeno una o più donne nel board of directors, quindi diciamo nell'organo decisionale più importante dell'impresa. Vedete quindi come la linea grigia è di fatto sempre superiore alla linea blu, sia nel mercato europeo sia a livello globale, e questo, diciamo, il gap tra queste due linee è diciamo, sempre più ampio quanto più ci spostiamo nel tempo. Quindi questa, nella comparazione tra il 2006 e il 2014, vedete che questo gap aumenta sempre di più.
Diciamo, questo grafico rappresenta un po' lo stesso concetto. Allora, praticamente fa la comparazione tra aziende top in termini di gender diversity e aziende bottom, cioè diciamo che non sono brave a fare gender diversity. E questa comparazione è fatta nel 2014 e nel 2017 sull'EBIT, che è appunto un indicatore economico-finanziario. Vediamo che diciamo, la performance delle aziende top confrontate con le aziende bottom è del 21%, cioè superiore rispetto appunto rispetto alle aziende bottom, quindi nel 2017. Quindi le aziende top performano meglio delle aziende bottom perché appunto sono top in termini di gender diversity. Si rileva che questo gap è ancora più ampio nel caso di diversità dal punto di vista etnico e quindi di fatto di diversità dal punto di vista culturale. Ma di fatto vi chiederete perché vi è, quindi detto che vi è un impatto della diversità sulle performance economico-finanziarie, qual è la modalità perché vi è questo impatto? Su questo ovviamente c'è grande dibattito, vi sono diverse ipotesi che di fatto possiamo distinguere in tre grandi gruppi di ipotesi, che sono innanzitutto la diversità permette di attrarre i top talent e poi non solo attrarli, ma anche quello che nelle risorse umane si chiama retention, quello di tenerli in impresa, perché diciamo, una cosa molto difficile in termini di talent management è proprio non tanto l'attrazione verso la mia impresa, ma la retention all'interno dell'impresa. Mi fa attrarre e tenere i top talent perché appunto i top talent sono più soddisfatti in un contesto di diversità e poi perché appunto il talento può provenire da ovunque. Seconda diciamo, ipotesi è quella che i team diversi hanno performance migliori in termini di decision making, quindi tanto più aumenta la diversità, non solo in termini di gender, ma anche di età e anche in termini, diciamo, culturali, tanto più dato che si amplia la mia base di informazione, perché tanta più diversità ho, tanto più di fatto conoscenze ho, questo ha di fatto un effetto sulle decisioni prese in impresa. Quindi i team diversi prendono decisioni migliori, generalmente parlando. E poi anche in termini di innovazione, nel senso che, e questo è ampiamente dimostrato, nel campo della creatività e dell'innovazione, team con una diversità più alta generano più idee e anche di qualità superiore. Infine, terza motivazione sul perché vi è questo effetto di diversità sulle performance economiche,
è che la diversità riesce ad orientare i clienti, nel senso che non solo l'azienda si presenta meglio sul mercato perché di fatto comunico, come dicevo, internamente ma anche esternamente, che sono un'azienda brava, fra virgolette, perché diciamo sono un'azienda equa, ma anche di fatto se io all'interno dell'azienda ho dei dipendenti con un certo grado di diversità, questi dipendenti di fatto avranno una distribuzione simile a quella del mercato e quindi attraverso i miei dipendenti conosco meglio il mercato. Eh, quindi appunto è anche il mercato che spinge verso il diversity management per di fatto tre diversi motivi. Le donne rappresentano almeno la metà dei talenti e quindi aumentiamo il numero di competenze, abbiamo un ventaglio più ampio di competenze. Le donne rappresentano almeno la metà dei consumatori e quindi diciamo, dal punto di vista dell'impresa ne abbiamo bisogno perché in questo modo riusciamo a comprendere meglio il mercato e poi anche diciamo tutte le questioni anche legali e le affirmative action legate al mondo politico stanno proprio ponendo l'attenzione su questo aspetto all'interno delle aziende e delle istituzioni. Quindi per concludere, ti devo stringere? Sì, ho finito. Per concludere, abbiamo di fatto questo cambiamento è presente anche all'interno della pratica, quindi possiamo trovare per esempio una lista di aziende che that do well by doing good, quindi che performano bene ma anche fanno bene. Su questo vi sono anche dei movimenti come per esempio quello della Big Corporation, che sono appunto aziende che sono delle aziende benefit, in cui appunto hanno questo triplo obiettivo e quindi per concludere sul serio, ritornando a Ford, ha avuto ragione e dopo oltre 90 anni vediamo questo cambiamento in cui il passato delle imprese estrattive di valore a danno di valore sociale e ambientale e il futuro invece delle imprese generative di valore condiviso nelle sue tre dimensioni: economico, sociale e ambientale. Eccoci. Grazie Cinzia. Grazie davvero per questo bellissimo ragionamento che hai fatto, che si sposa proprio con tutti i talk che ci sono stati e quindi tutti i colleghi che ti hanno preceduto e le colleghe che ti hanno preceduto, perché fa capire come la diversità e l'inclusione delle diversità sono dei valori, ma dei valori che si possono poi tradurre in azioni che addirittura possono migliorare, come ci hai spiegato, il profitto aziendale. Chiedo se ci sono persone online che vogliono fare una domanda. Io subito però ti farei una domanda, perché il tuo ragionamento mi ha in realtà fatto venire due curiosità. Intanto te ne formulo uno, poi vediamo che cosa viene fuori, se ci sono altre curiosità. Ci hai parlato delle grandi aziende private fondamentalmente. Tutto questo ragionamento, secondo te, è esportabile nel pubblico e quindi importabile da noi, pubblica amministrazione, anche universitaria? Quindi questi modelli sono implementabili, magari ovviamente con le peculiarità delle pubbliche amministrazioni, ma quindi a questo punto assorbibili da noi? Rispondo subito alle... Subito, così vediamo se qualcuno prende coraggio.
Ok, sì, assolutamente sì. È chiaro che diciamo, le pubbliche amministrazioni sono un po' delle organizzazioni speciali perché appunto non hanno come obiettivo quello del profitto, però sì, sicuramente gli strumenti e diciamo i ragionamenti, quello che vi facevo sul livello culturale, sul pluralismo, sulla rete formale e informale, sul fatto del non pensare solo alle donne, ma trattenere e coinvolgere anche gli uomini e misurare. Sicuramente si possono applicare alle pubbliche amministrazioni. Ehm, eh, diciamo che non conosco degli studi diciamo, specifici sulle pubbliche amministrazioni, però posso dire che per esempio vi sono degli studi su aziende, su organizzazioni no profit, e quindi non orientate appunto strettamente al generare appunto valore economico, che appunto evidenziano questo tipo di pratiche. E quindi secondo me eh, non solo le aziende stanno andando verso questa direzione, ma anche le organizzazioni in genere stanno andando verso questa direzione. Ecco. Certo, diciamo che nella pubblica amministrazione resta sempre il discorso che il reclutamento non può essere fatto come in un'azienda privata, quindi c'è lo scoglio del concorso, ma all'interno comunque dei pubblici dipendenti abbiamo tante diversità che probabilmente, secondo quanto ci dici, se adeguatamente valorizzate, possono certamente portare ad un valore aggiunto per l'intera pubblica amministrazione, migliorando, certo, noi non siamo un'organizzazione profit, ma migliorando la nostra performance e quindi i servizi che riusciamo a erogare. Certo. Per esempio, immagino, anzi mi sembra di aver visto che nel CUG voi avete una componente anche maschile, giustamente, proprio che tiene conto, immagino, anche di ragionamenti simili, e quindi questo è per esempio già un elemento che, sì, che va in questa direzione e che si potrebbe anche valutare come impatto. Sì, l'impatto si valuta di fatto nel nostro caso, per esempio sull'università, si potrebbe fare diciamo, una valutazione sui dipendenti, ma anche sulla comunicazione sugli studenti, quindi di fatto si potrebbe cercare di capire se questo tipo di attività ha diciamo anche lì un'attraction, una retention, quindi un'attrazione e una diciamo, valorizzazione anche dei talenti in termini di studenti, e secondo me è così. Certo, considerando che poi non c'è soltanto la diversità uomo-donna, abbiamo sempre di più la necessità di tenere in considerazione tutte le componenti di diversità che oggi sono comunemente presenti nell'Ateneo di Udine, ma in generale nella società, quindi comunità LGBT, le diversità etniche, quindi la provenienza di persone di altri paesi, anche appunto extra Unione Europea, la varietà linguistica, la varietà religiosa di cui ormai non possiamo non tenere conto. Quindi credo che il ragionamento sia calzi a pennello per fare delle riflessioni proprio per un'università che guardi al futuro, una pubblica amministrazione che guardi al futuro, ma secondo me l'università ha maggior ragione, visto che l'università deve essere portatrice di valori ed è portatrice di conoscenza. Ti faccio un'altra domanda, perché non vedo mani alzate anche
se chiedo a chi vuole di intervenire adesso, perché poi tra un po' chiudiamo. L'altra domanda è, siamo in una regione, Friuli Venezia Giulia, che ha un tessuto di imprese fondamentalmente piccole, medie, sì certo ci sono delle grandi imprese, però diciamo che il tessuto produttivo è proprio quello della piccola impresa, quello più diffuso. Quanto questi ragionamenti sono recepiti dalla piccola impresa? Perché ovviamente la percezione che si ha è che ci sia ancora tanti stereotipi, tanti pregiudizi, non soltanto sul genere, ma proprio anche sulla provenienza geografica, culturale e così via. Allora, distinguerei tra, diciamo, le piccole e medie imprese, tra le piccole e medie imprese, diciamo, di più mature e piccole e medie imprese che sono all'inizio del loro business e quindi di fatto sono delle start-up. Allora, questo ragionamento vale moltissimo su appunto le start-up, perché detta un po' come slogan, l'innovazione nasce in periferia, quindi noi diciamo, la vera innovazione all'interno delle imprese uno se la immagina all'interno delle grandi imprese. Invece in realtà si rileva che per lo più l'innovazione nasce appunto dalle piccole imprese, quindi in periferia rispetto alle grandi imprese. Per generare questa innovazione è proprio rilevantissima appunto la diversità. Ovviamente da un punto di vista anche semplicemente tecnico, nel senso che magari nei team, quando ci sono, non so, team di soli, adesso dico ingegneri civili, diciamo normalmente questo non ha poi un successo perché gli manca magari la componente legale, la componente gestionale, eccetera, eccetera. Ma non solo, anche proprio in termini di diversità del team in tutte le componenti di cui si diceva prima. È invece vero che nelle diciamo, piccole e medie imprese di più lungo corso o di fatto vi è appunto il CEO, quindi diciamo, la parte dirigente che è particolarmente illuminata e quindi questo poi sfocia nelle politiche di gestione di diversità anche all'interno dell'impresa, o se no sì, bisogna dirlo che ovviamente all'interno delle piccole e medie imprese vi è diciamo un po' più di difficoltà, però quello che io mi aspetto è appunto quello che si applica sostanzialmente alla qualità, come vi dicevo prima. Prima vi è stato sostanzialmente una grande trasformazione data soprattutto dalle grandi imprese e nel campo della qualità, soprattutto dalle grandi imprese giapponesi. E poi, di fatto, come sappiamo, un po' tutti si sono adattati. E quindi io mi auguro e mi aspetto anche che sia così, e quindi ritornando al ruolo dell'università diventa ancora più rilevante il ruolo anche della pubblica amministrazione proprio come motore di cambiamento. Ti faccio una domanda che è stata scritta sulla chat, facciamo l'ultima domanda. Allora, Ermanno Moscatelli dice, ispirandomi un po' all'idea di capitale sociale di Putnam, vorrei chiedere, ma alla fine, se l'obiettivo di Ford è corretto, non dovrebbe vedere anche la distinzione tra profit e non profit? Sì, ho capito. Allora, sì, allora le aziende no profit sono le aziende che proprio per definizione non sono orientate appunto alla generazione di profitto. Diciamo che sì, cioè, sì, se il ragionamento viene esteso, di fatto le aziende no profit normalmente hanno appunto una finalità più sociale e quindi se il ragionamento viene esteso
che quindi le imprese di tipo profit devono anche avere gli altri due obiettivi, anche la distinzione tra profit e non profit diventa un po' più labile. Sì. Bene. Cinzia, io ti ringrazio molto, il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi tutti ringraziamo la professoressa Battistella per questo bel talk che ci ha aperto un'altra finestra su un altro aspetto della diversità e poi ci ha fatto capire quanto questo concetto che a volte sembra astratto del diversity management in realtà poi si concretizza in prassi che portano dei risultati, quindi molto confortante quello che ci hai detto. Ti ringrazio moltissimo e tu passerai il tuo testimone alla prossima, anzi, ospite, cioè la prossima settimana avremo la professoressa Patrizia Quattrocchi del DIUM che ci parlerà delle radici antropologiche della discriminazione e dell'esclusione di genere. Io ringrazio tutte e tutti che siete stati online, ricordo che andremo su Play Uniwood. Un caro saluto a tutte e a tutti.